Ciao a tutti, sono qui per parlare e per dire che sto vedendo in tempo reale il calciomercato del Napoli. E prima voglio dire, occhio Juve, occhio Inter, occhio Milan, stai attenta Atalanta, perché ci stiamo rafforzando. Sì, tutte anche le altre squadre si stanno rafforzando, però noi siamo di una cosa esageratissima. Abbiamo preso Lukaku, bene, poi abbiamo anche Buongiorno, poi i giocatori che sono arrivati del Napoli sono Scott McTominay e Gilmour. E poi David Neres. Io sto vedendo un bel Napoli bello e non vedo l'ora. Napoli, adesso c'è da superare questo nodo, c'è da mandare via con tutto il mio cuore, posso ringraziarlo, ma speriamo che Osimhen ne deve andare via. Deve andare via. E quindi ci stiamo rafforzando davvero e quest'anno possiamo ambire per ancora una volta questo scudetto ancora, perché il Napoli non è morto, ma sta arrivando. E voglio dire anche una cosa, che tutti esaltati, juventini che hanno vinto 2 partite, salutate la capolista, leggeteci la carta, aspetta, guarda che non avete vinto ancora niente, occhio e non vedo l'ora che il Napoli gioca contro la Juve, non vedo l'ora di fare come l'anno scorso. Bei 5 papà e 5 spogliate. Quindi state attenti che stiamo per arrivare. Occhio. Forza Napoli e andiamo a comprare altri giocatori fino alla fine del calciomercato. Il nostro tasto dolente è, io vorrei un terzino, così può fare di braccetto a Di Lorenzo e poi anche ancora un altro centrocampista. Così si può dire che il Napoli può ambire ancora nata modo questo scudetto, perché noi saremo sempre campioni d'Italia e rimarremo sempre campioni d'Italia, anche se non siamo campioni, ma lo siamo rintocor. Dentro il cuore è ritto sang, perché il Napoli sta per arrivare e occhio, forza Napoli!